Mai come adesso c'è stata poca democrazia. Non siamo cioè di fronte al fatto che c'è una concentrazione del potere privato e della grande finanza, quindi il capitalismo ha avuto un'evoluzione verso il fatto che la finanza non ha mai contato tanto come adesso, al punto che il paradosso che c'è in Europa, come è avvenuto, è che in questo ultimo periodo potevano esserci governi di centrodestra o di centrosinistra, ma le politiche che facevano erano le stesse, perché chi dettava le linee della politica in Europa non erano i governi, non erano gli stati, ma erano altri. Del resto, fate questo semplice esempio, se uno si va a rileggere la lettera della BCE di agosto, c'era ancora il governo Berlusconi, poi c'è chi dice che l'ha scritta loro, che l'ha scritta Tremonti, che se l'è fatta mandare, io questo non lo so. Di fatto però, se tu vai a leggere quello che la BCE chiedeva al governo italiano, è quello che sta facendo esattamente il governo Monti. Fate questo esempio. E da un certo punto di vista i casini che sono successi in Grecia o da altre parti nascevano proprio dal fatto che uno si poteva chiamare socialista, l'altro di centrodestra, ma se la questione era che tu dovevi tagliare lo Stato sociale, tagliare le tasse e via di questo passo, capisci che non c'è una gran differenza. Col fatto però che tutto questo sta ingenerando una recessione nel nostro paese e in Europa che non ha precedenti, con il rischio di un aumento della disoccupazione, anche questo che non ha precedenti, e con i pericoli che qui sono stati sostanzialmente ricordati. E non la sto tenendo lunga, arrivo al punto, ma voglio fare questo ragionamento per arrivare a un altro passaggio. E badate che è successa anche un'altra cosa, in Italia, in parte anche in Europa, e cioè che attraverso la legge e quindi attraverso provvedimenti legislativi fatti dal Parlamento e dal Governo si sta letteralmente mettendo in discussione, e non solo alla Fiat, se non siamo ciechi, il diritto alla contrattazione collettiva. Perché quello che ha fatto la Fiat, se volete, è un elemento che indica una strada e tenta di costruire un nuovo sistema di relazioni in cui la contrattazione collettiva non esiste più e non esiste più la rappresentanza. Ma in questo paese noi siamo anche in presenza di un articolo 8 fatto dal governo Berlusconi, non cancellato dal governo Monti. Non mi pare che in questa fase ci sia nessuno che dica che va cancellato o che abbia intenzione di cancellarlo, che dice che in Italia puoi fare degli accordi in cui deroghi non solo dai contratti, deroghi anche dalle leggi. Poi dopo parliamo di sicurezza sul lavoro, parliamo di diritti, di cosa stiamo parlando? Se tu stabilissi che nel tuo paese è possibile che si facciano degli accordi che derogano dalle leggi, io ho fatto delle scuole basse, ma se una legge è derogabile non è una legge, non so se è chiaro quello. Uno si può decidere le sue regole e si può decidere le sue condizioni, determinando anche il ricatto. Non giriamoci attorno. Quando tu perdi il posto di lavoro e qualcuno viene da te e ti dice o fai così o ti chiudo la fabbrica, cosa fai? Cosa hanno fatto? Lo dicevano i suoi compagni, quelli che gli è crollato il tetto addosso. Lo raccontano loro, tra l'altro sono anche lavoratori non italiani. Lo racconta loro che non volevano andarci a lavorare perché avevano paura, ma gli hanno detto se non entri ti lascio a casa. Quando sei nella condizione di poter essere ricattato, perché questo è il punto, sappiamo cosa vuol dire elementi di debolezza. Non a caso il sindacato esiste se ha la possibilità di esercitare i suoi diritti e la sua azione contrattuale collettiva. Altrimenti non esiste ed è un'altra cosa. E noi siamo di fronte al fatto che oggi ci sono delle leggi che vanno in questa direzione e allo stesso tempo, se ci pensate, i provvedimenti fatti sul mercato del lavoro che si stanno discutendo anche in queste ore, mi giunge voce tra l'altro che il Senato stamattina abbia deciso la fiducia, quindi domani mette la fiducia, finito la discussione. Siamo in presenza del fatto che non solo
è stato manomesso l'articolo 18 e dirò